Amici di Matto Scacco, siamo alla frutta. Io non so più veramente cosa fare. Il gioco degli scacchi è un gioco bellissimo, un gioco pieno di risorse, un gioco che probabilmente ti stimola più di tanti altri giochi, no? Anche quando vi ritrovate in occasioni dove ci sono parenti e qualcuno tira fuori una scacchiera e dice: "Ah, ce l'hai la dama, io so giocare a dama ma non a scacchi". Sono due mondi diversi. Così io so suonare il piano ma non so suonare la tromba. Sono due mondi totalmente diversi e noi scacchisti ci sentiamo un pochettino anche superiori, diciamo la verità, di quelli che giocano a dama, e perché è un gioco affascinante, ogni pezzo si muove in un certo modo e le possibilità sulla scacchiera sono tantissime. Per questa ragione il gioco degli scacchi è pressoché infinito. Poi è vero che le prime mosse sono sempre quelle, le aperture sono sempre quelle, ma le partite che fuoriescono sono tutte diverse. Questo rende il gioco assolutamente affascinante. Che cosa è successo? Che da un certo periodo in poi, credo da dopo gli anni 90, i computer hanno iniziato a essere dei macchinari performanti e qui c'è stata la famosissima sfida tra uomo versus macchina dove Garry Kasparov sfidò questo Deep Blue della compagnia IBM e in uno di questi match il computer riuscì a vincere, forse anche in più di qualcuno, adesso non ricordo precisamente, qualcuno pareggiò probabilmente e da lì in poi c'è stata l'ascesa dei motori che sono diventati sempre più forti. Tra l'altro Kasparov poi partecipò per aiutare a migliorare al meglio la tecnologia e il potere di calcolo di questi computer e oggi il computer più forte al mondo batte 10 volte a 0 il più forte giocatore di scacchi umano e fin qui non ce n'è. Qual è il problema? Che oggi questa tecnologia, questi computer, questi motori scacchistici così forti sono praticamente alla portata di tutti gratuitamente. E il problema di dare uno strumento così forte sulle mani di chiunque rende questo gioco meno bello. Perché? Perché nei tornei online, nelle partite online, sulle varie piattaforme più importanti per giocare online, quindi stiamo parlando di chess.com e l'eChess, sono questi due i siti più importanti, molte partite vengono chiuse, sospese, vengono restituiti i punti a chi ha perso perché si scopre che l'avversario utilizzava dei motori scacchistici. E tu dici, vabbè, trovi sempre quel pirla che non si sa per quale ragione vuole vincere la partita utilizzando un aiutino e vabbè, che ci vuoi fare? Tanto sono partite che comunque non hanno grande valore perché un conto è il gioco a tavolino reale, un conto è la partita online. E lì t'arrabbi, lì per lì, però ti passa. Ma io sono veramente basito, e ripeto, sono veramente basito, perché queste cose succedono anche all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Voi sapete che noi abbiamo fatto tantissima divulgazione qui su questo canale YouTube e se qualcuno ha veramente tempo e voglia di migliorare, qui su YouTube trova tanti di quei video, tante di quelle robe, forse così tante, sono più di 1000 video fatti da me, fatti dal grande maestro Andrea Stella, il maestro Fide Niccolò Napoli e altri collaboratori che si fa fatica anche a trovare una scaletta, no? Dopo questo video scelgo questo, dopo questo. Quindi nell'Accademia di Matto Scacco ci sono oltre 200 lezioni inedite, bene progressive, così tu sai che dopo questa lezione ti studi questa, dopo questa lezione ti studi questa, e non solo. L'Accademia non è solo una successione di lezioni registrate, ma c'è interattività. C'è anche un gruppo dove ci scambiamo informazioni tra di noi, ci sono anche dei tornei dove partecipiamo solo noi dell'Accademia, abbiamo degli incontri settimanali, ci sono i tutor che sono i nostri maestri di scacchi che analizzano le vostre partite e vi dicono che cosa non andrà bene, insomma una serie di vantaggi infiniti. Tra l'altro per un prezzo irrisorio che prossimamente lo alzeremo. Attualmente siamo a 34 euro al mese, ma presto alzeremo. Quindi se volete entrare è il momento giusto perché il prezzo a cui accedete poi rimane quello a vita, dopodiché ci sarà il prezzo nuovo. Ma, chiusa parentesi, all'interno dell'Accademia quindi ci sono solo studenti paganti. Quindi, ok, è vero che stiamo parlando di 34 euro al mese e non di 340, comunque è un piccolo investimento, no? Magari sono, 10 pacchetti di sigarette, forse di meno, forse 8-7, comunque per migliorare a scacchi, per entrare in contatto con questa realtà diversa, questa community, sei coccolato dai nostri maestri di scacchi, eccetera. Che cosa succede? E sono due gli avvenimenti assolutamente spiacevoli. Uno, che negli incontri settimanali che facciamo delle live su Zoom, dove siamo mediamente una ventina, 25 di noi, e a turno c'è un relatore, molte volte ci sono io, altre volte ci sono i maestri fide,
che cosa succede? Che spesso andiamo a prendere una partita modello e la andiamo ad analizzare, e uno dei lavori secondo me più interessanti, anche proprio didatticamente parlando, è quello che nel guardare una partita, quindi andiamo in condivisione schermo, a un certo punto io mi fermo e dico: provate a trovare adesso la mossa migliore per il bianco. Allora c'è chi dice: ah, per me è pedone H6, per me è cavallo F2, per me è alfiere G7, eccetera. E poi trovi quella persona che ti dice sempre solo la mossa giusta. E dico: cazzarola. Cioè, scusa, ma tu che punteggio hai online su chess.com? Ah, ho 1100. Ah, provate a trovare la mossa migliore adesso. Torre in A in D1. Bravo. O non ne sbaglia una. Non ne sbagli una volta, ne sbagli un'altra volta, ne sbagli un'altra volta, ne sbagli un'altra volta, anche le mosse più improbabili. Dopodiché, cioè, noi non siamo fessi. Tra l'altro tutti questi incontri sono videoregistrati. Ho analizzato esattamente queste videoregistrazioni e si vede palesemente lo studente che con l'occhio, perché poi si vede, balli da un monitor all'altro. Quindi sul monitor sei in condivisione schermo con noi, sull'altro monitor c'hai il motore scacchistico che ti suggerisce le mosse. Domanda: aiutatemi a capire, perché io non capisco. Cioè, tu paghi un abbonamento per migliorare a scacchi, accedi in questi incontri serali e suggerisci sempre la mossa migliore perché te la dice un motore. In che modo migliori? Che cosa scatta in te? Che cosa scatta che dici: ok, devo farmi vedere dagli altri che do sempre risposte giuste, che sono bravo? Io non lo so esattamente cosa scatta nella testa di qualcuno che ragiona in questo modo. Ma la cosa sconcertante non si ferma solo agli incontri del giovedì sera, dove io ovviamente cerco di sgamare e di ammonire queste persone, perché deve essere un ambiente puro, almeno l'accademia di Matto Scacco deve essere un ambiente neutrale, puro, dove siamo tra amici e nessuno che fa sotterfugi, ma a prode che? Quindi ne ho tolti via parecchi e loro: no, ma io non uso motori. Fidati, via. Preferisco avere un abbonamento in meno, ma gente seria, di qualità. Ma il problema è che in questi tornei anche che organizziamo online sull'ICES, sono tornei, a volte facciamo tornei a tempo lungo, a volte facciamo tornei a 10 minuti più 3, e nell'ultimo torneo che è stato realizzato sul gruppo l'ICES della Motoscacco Academy è successo ancora un fatto spiacevole. Un account che sull'ICES aveva 900 punti, e voi sapete che l'ICES rispetto a chess.com c'ha i punteggi un pochettino più gonfiati, quindi stiamo parlando di una persona che magari ha i sui 500-600 punti su chess.com, quindi una persona abbastanza agli inizi, è arrivata seconda al torneo. Tenete conto che all'interno dell'Accademia di Matto Scacco ci sono sì le persone che giocano a scacchi da 3 settimane, ma ci sono anche quelli che giocano da anni, oppure ci sono quelli che giocano da pochi anni ma che all'interno dell'Accademia sono cresciuti tantissimo. Giulio, per esempio, è uno di quelli, è arrivato a 1900 punti. Quindi ci sono dei giocatori all'interno dell'Accademia che sono veramente forti. Stefano Berna, un altro giocatore molto forte. E quando questi giocatori vengono battuti da altri studenti, mica sono Magnus Carlsen, quindi possono essere battuti, ma il modo in cui vengono battuti, con percentuali di precisione del 98% dall'altro lato, ti fai due domande. E poi vedi anche questa partita, e vai a vedere media di percentuale di precisione per tutte le partite del 98-97%. Ora, per gli studenti dell'Accademia l'iscrizione ai tornei è gratis. Non si vince nulla, non c'è in palio nulla, capirai che gloria, non si vince una coppa, non si vince nulla, è un torneo online, è un torneo così per noi, per sfogarsi, per divertirsi, per sperimentare nuove aperture. Eppure, in questi tornei dove non si vince nulla, c'è sempre qualcuno che utilizza i motori. Ora, io sono veramente disperato, perché se anche in un ambiente riservato, dove peraltro si paga un abbonamento mensile, dove non c'è in palio nulla, perché ci sono alcuni tornei dove mettiamo in palio delle cose, ma in questo caso si vinceva nulla, non vincevi una scacchiera, non vincevi un libro, non vincevi nulla. Eppure c'è qualcuno che si sveglia di sana pianta e decide di fare il furbo della situazione, che poi sei veramente antisgamo, perché noi queste cose le conosciamo troppo bene e ha voglia dopo a pregare in aramaico: no, ma non sono stato io, non togliermi dal gruppo. Non ci interessa. Cioè,
Perché devi prenderci in giro tutti? Che cosa ci guadagni? Che cosa scatta nella tua testa? Voglio saperlo, voglio capirlo. Aiutatemi a capire perché una persona dovrebbe fare queste cose. Veramente non lo so. E quindi anche all'interno dell'accademia ogni tanto mi devo ritrovare a fare l'arbitro. Io vorrei fare lo scacchista che parla con altri scacchisti, che ci condividiamo le idee, ma talvolta sono spesso fermo a fissare alcuni degli studenti che fanno i furbetti. Cosa ne dite? Che cosa pensate? Facciamo una grande seduta psicologica per alcuni? Come possiamo risolvere questo problema? Fatemi sapere qui sotto con un commento, perché io penso di averle provate tutte, sperimentate tutte e non so se c'è una soluzione a questa situazione. Ci vediamo presto.